Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di lunedì 20 febbraio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Latte, la siccità fa paura, produzione in pericolo. L'allarme di Modesto De Cet, presidente di Lattebusche. Qualità e quantità sono a rischio, c'è preoccupazione anche in vista dell'estate, al peggio ridotto se dovesse mancare l'acqua, spiega il Corriere delle Alpi. C'è preoccupazione in Lattebusche, la perdurante siccità non promette niente di buono. È presto per far scattare l'allarme, l'estate è lontana, ma le premesse sono tutt'altro che positive. I cambiamenti climatici influiscono sulla qualità del latte, che per Lattebusche deve essere massima, e il massimo lo si ottiene da un'alimentazione che sia di qualità, quindi da prati e pascoli che non siano stressati dalla siccità. Questa è la sottolineatura che viene da Lattebusche. Ma andiamo alle pagine interne del Corriere delle Alpi. Le prime sono dedicate alla questione ucraina. Corsa alle armi. Gli USA e la Cina pronte a fornirle. Gli USA sostengono che la Cina è pronta a fornirle alla Russia. L'Unione Europea prepara un vertice per rilanciare la sua produzione di armi. Passiamo dalle parole ai fatti, sottolineano. Putin conta sul fatto che gli europei possano stancarsi di sostenere la guerra. Queste le sottolineature del Corriere delle Alpi, che naturalmente destano preoccupazione per questa possibilità di riarmo. Meloni viaggio a Kiev per vedere Zelensky. La premier italiana: siamo atlantisti, parlano i fatti. Oggi la visita, tappa Varsavia e il summit programmato con Morawiecki. E poi una dichiarazione di Zelensky, il presidente dell'Ucraina: so che l'Italia ci sosterrà sempre, la guerra sarà breve e vinceremo. Secondo il presidente ucraino, Meloni, con Meloni dice: ho avuto ottimi colloqui, la sua linea non è cambiata. Putin è isolato nel suo sogno di ricostruire l'impero sovietico, è ora che Pechino prenda le distanze. E ancora Zelensky: la lotta alle fake news russe è decisiva, per questo punto sulla comunicazione. E ancora un'altra pagina sul tema dell'invasione all'Ucraina. La guerra di Putin fa saltare gli ultimi tabù. Anche Germania e Giappone si riarmano. Questa l'analisi ospitata dal Corriere delle Alpi. La conferenza di Monaco è passata dai discorsi geopolitici alla discussione su proiettili e carri armati. L'Occidente è costretto a ricostruire l'industria bellica e i grandi sconfitti del 1945 tornano in prima linea. Il titolo, che sintetizza il commento proposto dalla giornalista Lucia Annunziata, che mette il dito appunto sulla questione molto delicata del riarmo. Cambiamo argomento. Sul superbonus è caos. Ora il governo prova a sbloccare 15 miliardi. I fondi incagliati mettono a rischio la sopravvivenza di imprese e professionisti edili. ANCE e ABI, l'associazione dei costruttori edili, e quella delle banche, propongono di pagare gli F24 fiscali compensandoli con i soldi fermati nelle banche. Fratelli d'Italia ha lanciato la proposta di cartolarizzare i crediti accumulati. Secondo il governo, la misura voluta dai 5 Stelle è costata 2.000 euro a cittadino. E andiamo ancora avanti sulle pagine generali del Corriere delle Alpi e ci fermiamo su quella che parla della emergenza abitativa in Veneto, dove, dice il titolo, una casa su 4 non è abitata e almeno 4.000 alloggi pubblici sono vuoti, abitazioni sfitte, immobili invenduti o non agibili. In regione ci sono 667.000 unità immobiliari che risultano non occupate in modo permanente.
Tra queste abitazioni vengono considerate anche le seconde case a scopo turistico, per cui è comprensibile che molte di queste case che figurano non occupate in modo permanente siano nelle località turistiche e quindi anche in molti comuni della provincia di Belluno, che secondo i dati riportati oggi dal Corriere delle Alpi è la provincia con la percentuale di abitazioni non occupate più alte della regione che si equivalgono quasi con le abitazioni occupate, il 49 e 46% quelle non occupate in provincia di Belluno, il 50 e 54% quelle invece occupate. E arriviamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno, che si aprono con un tema di carattere sanitario dedicato alla salute. Un adulto su 4 ha smesso di fumare. Questo è il dato che emerge da uno studio condotto dalla ULSS Dolomiti. Il ruolo del medico è spesso decisivo. Il 16% dei bellunesi non vuole lasciare la sigaretta, sempre meno dipendenza, ma si può fare di più, sottolinea ancora lo studio dell'ULSS. Preoccupa invece l'assunzione di alcol. 7 persone su 10 bevono regolarmente. Alverà del CAI di Cortina, sì ai collegamenti, no ad altre piste. È questo il futuro. Il presidente del Club Alpino Italiano di Cortina: sviluppo e tutela possono coesistere, razionalizzare l'esistente per far fronte al clima che cambia. Da Pozzo, Michele da Pozzo del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo: la parola sostenibilità troppe volte viene usata a vanvera. E poi il Corriere delle Alpi torna sul tema lanciato già in prima pagina, quello della siccità e dei riflessi che possono essere preoccupanti anche per la produzione del latte. Negli ultimi 12 mesi troppi eventi nefasti e ora il timore per le bombe d'acqua, sottolinea il presidente di Lattebusche. I nostri bilanci restano rassicuranti, ma tante aziende sono in difficoltà. Gli sbalzi di temperatura danneggiano le api e il miele diminuisce. Questa è la sottolineatura proposta da Api Dolomiti. Capifrazione. È tempo di donne. Elette in comune di Borgo Valbelluna, reduce Colle e Sommacal. L'unico uomo è Balzan, che è uscito vincitore nella consulta di Trichiana. Il sindaco Cesa soddisfatto del bel connubio tra esperienza ed elementi di novità. Ieri infatti sono stati eletti gli ultimi capofrazione, che ancora non lo erano stati, del comune di Borgo Valbelluna. E da Zoldo, allarme del sindaco Camillo De Pellegrin: turismo delle radici, attenzione alle truffe. Stop al gioco d'azzardo. Sabato un open day del servizio dipendenze della ULSS Dolomiti. Comelico superiore. Malore sviene nel bosco. L'uomo viene salvato dalla moglie preoccupata. 4 sci alpinisti soccorso in quota nonostante la nebbia nella giornata di ieri a seguito di alcuni infortuni. Motoslitte e snowbike è show, 300 disabili in festa sulla neve. La cronaca viene da Alleghe. Ai piani di Pezzè la rassegna organizzata dall'infaticabile associazione Cross Abili. Alvaro D'Alfarra, che ne è l'anima: giornate epiche, ci danno la forza di continuare a impegnarci per regalare sorrisi. Ed eccoci a Feltre, scuole aperte d'estate, percorsi e iniziative, così le valorizziamo. Il comune propone le aule ai gruppi in cerca di spazi, l'assessore Dalla Palma: opportunità per le frazioni che sono senza sale adatte. San Gregorio nelle Alpi, piano opere pubbliche con caserma Ere e asilo, ma si cercano altri fondi.
A Fonzaso, genitori e adolescenti, 3 incontri su misura. E poi 2 pagine dedicate al carnevale. Trionfo di colori e sorrisi, Castillon travestita a festa ha salutato le mascherine. Il carro di San Cipriano è stato il più votato, ma sono piaciuti anche ACR e Caleipo. Fontanelle, tutte le frazioni hanno fatto il massimo e siamo molto contenti. E poi una cronaca da San Pietro di Cadore, dove sulle strade sono tornate le maschere tradizionali del Comelico. E poi da Canale d'Agordo, Falcadina, la zingaresta Anna è la più bella di tutte. La Val Biois incorona la studentessa universitaria a Parma, tanta gente nella piazza anche per il processo carnevalesco. E ancora da Alano di Piave, Ghostbuster Low Cost e il Giardino dell'Eden vincono la sfida a campo. Frazioni protagoniste tra giochi e animazioni in piazza a Pedavena. Anche in questo caso si tratta di una cronaca di carnevale. Inizia poi, sul Corriere delle Alpi, l'ampia sezione dedicata allo sport, tipica del lunedì. Sezione che si apre come di consueto con le cronache del calcio, a partire da quella che riguarda la Dolomiti Bellunesi, che milita nel campionato di Serie D, che ieri ha giocato la sua 24esima giornata. Per il Belluno, per la Dolomiti Bellunesi, un pari che fa comodo, scrive il Corriere delle Alpi, 1-1 con il Campodarsego in trasferta, grazie al gol di Alcides, che pareggia quello segnato in precedenza dai padovani. L'allenatore dei bellunesi, più luci che ombre, un ottimo atteggiamento, peccato il gol preso subito. E poi, scendendo di un campionato in quello di eccellenza, Limana Cavarzano in ripresa. Decidono Malacarne e Band, che grazie ai loro gol permettono alla formazione bellunese di superare in trasferta per 2-1 lo Spinea. E poi per il campionato di promozione, detto del successo ottenuto nell'anticipo di sabato dall'Alpago, è stato invece sconfitto in casa per 1-0 il Fioribarb dal Fossalta. Fioribarb che è ora purtroppo penultimo in classifica. E sempre nel campionato di promozione il Conegliano ha messo sotto il Longarone Alpina, successo per 3-0 fuori casa dei trevisani. I padroni di casa del Longarone Alpina tengono per quasi tutto il primo tempo, ma nella ripresa la capolista Conegliano mostra tutta la sua superiorità. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale: Turismo delle radici, allarme truffe. Il sindaco di Val di Zoldo, bella notizia ma il rischio è alto, c'è già chi ha annunciato di voler portare migliaia di brasiliani. Spiega il Gazzettino. Il turismo delle radici, il rischio truffe è altissimo, lo sa bene il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che 4 anni fa si trovò la fila di brasiliani di fronte al comune, centinaia di persone che chiedevano la residenza per poter poi diventare cittadini italiani, in forza dello ius sanguinis, visto che erano discendenti lontani di emigranti italiani. Quello che li guidava, un procuratore senza scrupoli, è finito in manette in Brasile per traffico internazionale di droga. Mi diceva che ne avrebbe portati 300-500 e pretendeva di piazzarne 20-30 come residenti in un unico appartamento. Abbiamo bloccato tutto, ricorda De Pellegrini. Ed ora c'è già chi annuncia: abbiamo 3-5 mila brasiliani da portare in Veneto. Bisogna fare molta attenzione, mette ancora in guardia De Pellegrini. Non si scherza e oltre al rischio truffe non possiamo ridurre i comuni a dei contenitori di iscrizioni anagrafiche AIRE. Le 2 pagine abituali di approfondimento del Gazzettino di Belluno quest'oggi sono dedicate alle manifestazioni di Carnevale che hanno caratterizzato ieri varie località della provincia di Belluno. Carro appello per l'asilo a Castillon. Servono progetti e soldi. Lo storico Carnevale
edizione numero 61, ha lanciato un messaggio per la scuola San Gaetano, l'asilo appunto, in tutta la provincia, dal Feltrino al Comelico, pro loco protagoniste con varie manifestazioni. Da Quero ad Alano, la gioia dei bimbi e le maschere. La più bella è mercoledì. Zingenesta tocca a una studentessa, la protagonista prescelta quest'anno è Anna Balt, ventenne universitaria. Dopo 2 anni di stop causa Covid, il paese di Canale d'Agordo è stato invaso da molti turisti per il carnevale. La maxi sfilata a San Pietro di Cadore, il gran finale a Dosoledo. Questo per quanto riguarda il Comelico. Bentornati, rientrati al comando di Belluno i 5 pompieri soccorritori in Turchia. Ai vigili del fuoco anche il ringraziamento del presidente del Veneto, Luca Zaia. Ed eccoci in comune di Sospirolo, bivacco Buzzatti, struttura presa di mira dai vandali. La denuncia arriva dal ricercatore Gianni Viel. Fonzaso, penne nere in corteo, onore alpino ai caduti. Il sindaco Cristian Pasa, un momento importante per noi. Al Santa Maria del Prato, l'ospedale di Feltre, controlli Covid attenuati. Da oggi sarà più agile il checkpoint che si trova all'entrata del Dalla Palma, ma l'ULSS Dolomiti non abbassa la guardia, obbligatorio l'utilizzo delle mascherine. Le Codole, 50 anni di cucina e vita. Le sorelle Lorenze Codoi persero il padre ucciso dai nazisti che incendiarono anche la casa. Il ristorante di Canale d'Agordo fu il loro riscatto. L'attività iniziò in centro paese con l'albergo al Gallo, poi il locale vicino alla casa del Papa, aperto nel 1973. L'anniversario dell'apertura sarà il 24 giugno, l'attività è ormai un'eccellenza citata dalle guide. Il successo grazie ai fratelli Tibolla, nipoti delle fondatrici dopo Vaia, si rimboccarono le maniche. E ancora San Vito di Cadore, la Cinecittà bellunese. Dall'8 marzo al 15 aprile ci saranno le riprese del sequel di Improvvisamente Natale con Abbattantuono e Frassica. Avviata la ricerca di comparse con appuntamenti in Cadore, a Ponte nelle Alpi, Fonzaso, ma anche nella Marca trevigiana. La seconda parte del film annunciata dal sindaco Caruzzo a Casa Dolomiti di Sanremo. Chiamate a vuoto, ritrovato incosciente in Comelico di Superiore. Casamazzagno in apprensione per il rocciatore Gildo Zanderigo, colpito da malore, i soccorsi chiamati dalla moglie. Sostenute 200 associazioni, 600.000 euro da Cortina Banca. Il presidente Antonelli: sono realtà importanti del nostro territorio. E poi la sezione sportiva del lunedì, che si apre come d'abitudine con una pagina copertina che nella parte principale è dedicata alla impresa di Lucia Dalmasso nello snowboard. La Gordina vicinissima al podio ai mondiali di snowboard. Lucia non molla. Io quarta al mondo. Per ora va bene così. I campionati iridati di biathlon si concludono invece con una Lisa Vittozzi normale, la parola è scritta tra virgolette, 22esimo posto nell'ultima gara in programma, mentre il giorno prima aveva vinto la medaglia d'oro insieme alle compagne di nazionale. E poi l'altra notizia in rilievo su questa pagina copertina riguarda la pallavolo, in particolare la Darold Logistic Belluno, che si è dimostrata in forma con una voglia matta di playoff. È andata infatti sabato a vincere in Piemonte nel campionato di A3. E dopo le cronache dedicate al calcio, ecco protagonista la mountain bike Giada Specia. Il 2023 parte bene. Ormai fuori dalla categoria Under 23, Giada Specia era in Spagna da elite in una corsa internazionale. Quarto posto, seconda azzurra.
Contenta la Feltrina, anche se potevo gestire meglio la stanchezza, ha dichiarato. Ottimo pure un altro bellunese Tabacchi, giunto 17°. E poi, per lo sci di fondo, secondo successo in appena 24 ore per Iris De Martin. Sci alpino giovanile, Lattebusche, ultima gara per 380. Il calendario di qualificazione è completato ieri mattina tra Cortina e Alleghe, sede che ha preso il posto del Monte Avena. Sulle nevi d'Ampezzo prevale il Druscier, Sci Club di Cortina, in Agordino quello di Arabba. Gran finale nel primo weekend di marzo, sarà Zoldo ad ospitarlo. E per quanto riguarda il rugby, Feltre bonus e 50 punti, resta leader. Come da pronostico, a Padova i granati di Federico Coppa non hanno problemi nella sfida con il CUS Padova, doppiato del punteggio, battuto per 50-25. Invece, in Serie C, sconfitta sempre nel rugby sia per il Belluno, battuto 34-8 dal Villadose, che per l'Alpago, superato 12-10 dal Den Iulia. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.